Altre novità in piazza. A Rossano Veneto la giunta del sindaco Marco Zonta ha approvato un documento con cui l'area davanti al Duomo cambia parzialmente il suo nuovo aspetto. In mattinata le betoniere hanno cominciato a portare cemento nelle aree dove ancora la pavimentazione non era stata posata. E abbiamo deliberato l'atto di indirizzo per la realizzazione dei parcheggi in Piazza Duomo. Una richiesta che era stata avanzata dai commercianti già da parecchio tempo fa, sostenuta anche da molti cittadini che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi hanno anche raccolto delle firme che hanno protocollato una decina di giorni fa al protocollo del comune, appunto. La sosta dei mezzi pesanti ha creato inevitabilmente disagi al traffico lungo via Bassano e via Salute, con la presenza di movieri per la gestione dei transiti. Naturalmente Piazza Duomo rimarrà una piazza, noi vogliamo sia una piazza per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, per i nostri anziani, e crediamo però che qualche parcheggio lungo via Bassano non vadano ad inficiare appunto questo essere piazza e centro del nostro paese. E pensiamo che le persone che hanno raccolto le firme meritano una risposta concreta, e l'atto di giunta di oggi vuole essere proprio una risposta concreta in tal senso.